A Bassano Notizie. È Monsignor Giuseppe Lazzarotto, nativo di Carpanè, il nuovo nunzio apostolico in Israele nominato dal Papa. Una notizia che rallegra e riempie d'orgoglio il paese, i parenti e anche il governatore della regione, Luca Zaia. Le vie del Signore sono infinite e così può capitare di diventare a 70 anni nunzio apostolico in Israele e delegato apostolico in Gerusalemme e Palestina. È festa grande a Carpanè di San Nazario perché a essere stato nominato direttamente da Papa Ratzinger è Monsignor Giuseppe Lazzarotto, nato proprio nel paese della Pedemontana. Già nunzio in Giordania, Iraq e Irlanda, il Monsignore lascerà ora la nunziatura in Australia per approdare in Terra Santa, una missione che affronterà con grande emozione. Il mio è un senso di profonda gratitudine al Santo Padre, commenta Monsignor Lazzarotto, per la fiducia che ha riposto in me. Ho già prestato il mio servizio in quelle terre, ma ora ci ritorno con la responsabilità piena di rappresentante. È una sfida importante. Gioia a Carpanè e in famiglia. Ora, dicono soddisfatti i parenti, almeno ce l'avremo più vicino a casa. E a coronare il tifo per Monsignor Lazzarotto sono arrivate anche le felicitazioni del governatore del Veneto Luca Zaia. Non può che renderci orgogliosi che a rappresentare la Chiesa in Terra Santa ci sia un veneto, figlio di una terra di profonda tradizione cristiana e di forti vocazioni.